Nelle realtà aziendali, che presentano un certo numero di dipendenti, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché di evacuazione e di prevenzione incendi. Per esempio, nelle aziende artigiane, industriali, agricole e zootecniche, il limite è di 30 lavoratori. Nelle aziende legate alla pesca è di 20 dipendenti. Nelle altre realtà, invece, il numero massimo è fissato a 200. Il corso RSPP per datori di lavoro, modulo comune, è conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 e si articola in 3 parti. La prima si concentra sul processo di valutazione, sui criteri e sulle metodologie. La seconda analizza i fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione. L'ultima prevede un'esercitazione, con la predisposizione di un documento di valutazione dei rischi. Il percorso formativo, della durata di 8 ore, è rivolto ai datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 8108.